Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è una mattina particolare, particolarmente dedicata ad un elemento che al giorno d'oggi decliniamo in varie forme, addirittura qualcuno lo fa anche in modo rivoluzionario, come un grandissimo stilista che ha lanciato una modella che non rispetta propriamente i canoni della bellezza. Noi invece questi canoni li manteniamo fedelmente, perché questa mattina vi parliamo di un concorso molto importante che anima le spiagge della provincia di Venezia in particolare, ma che arriva fino ai limiti del Veneto, ed è una manifestazione di cui è qui a parlarci non solo l'organizzatrice ma anche alcune delle protagoniste appunto delle più recenti edizioni. La manifestazione si svolgerà dal prossimo 7 di settembre, ma noi ci fermiamo qui anche perché dobbiamo dare spazio giustamente a chi lo merita, ed è per questo che ringraziamo di essere con noi e andiamo a salutare Elisa Bagordo, che è la patron del concorso ma anche la conduttrice. Buongiorno Elisa. Buongiorno a tutti, grazie Roberto, hai detto bene, patron del concorso e anche organizzatrice, quindi sia dietro che davanti alle quinte non mi lascio sfuggire nulla. Per cui sei la donna un po' factotum. Sono una donna factotum, hai detto bene, da 10 anni a questa parte, perché il concorso proprio in questa edizione compie le sue prime 10 candeline, i suoi primi 10 anni. Sì, ho uno staff che mi aiuta, però faccio un po' di tutto, una factotum. Tu non è che venga da nulla Elisa, perché sei proprio una persona che ha vissuto anche l'esperienza di Miss, per cui insomma Sì. sa anche le situazioni pure da un punto di vista emotivo che ci si trova a dover affrontare. È vero, io ho iniziato con Miss Italia nel lontano, diciamolo, 2002, quindi sono passati 18 anni, una Avevi vita. 4 anni e hai cominciato un po' Grazie, prestino. ero giovanissima e con loro poi ho iniziato una bellissima esperienza che è passata da Rai a Mediaset e anche a Sky. Dal 2011 è nata quest'idea di Tra città e sapori Miss Venice Beach, che mette proprio illustra in esposizione non solo la bellezza delle ragazze, che quella è ovvia, ma anche la bellezza del nostro territorio. Quindi un contest particolare, io lo chiamo una scatola magica, che va a promuovere sulle spiagge del Veneto, quindi dal Delta del Po fino a Bibbione, passando per Caorle, Jesolo, Sottomarina, insomma, e via dicendo, e Venezia stessa. Promuove quelle che sono le attività, l'enogastronomia, passando quindi per le ricette con i prodotti del territorio a marchio IGP, parliamo di radicchio, piuttosto che la carne a sigillo, consorzio sigillo italiano, il latte QV, insomma tutti dei prodotti ricercati che sono l'eccellenza delle nostre terre. Elisa, qualcuno ascoltandoci potrebbe dire, ecco, il solito concorso di bellezza. Attenzione, perché questo è un concorso di bellezza in cui le ragazze vengono sottoposte ad una autentica formazione. Sottoposte un po' forte. Sì, le costringiamo. No, ne sono anche molto contente. Non è, diciamo, appunto un classico concorso di bellezza che finisce lì dove si guarda forse la scatola chiusa, si guarda l'aspetto esteriore delle ragazze, ma quello che noi andiamo a cercare per promuovere e per far sì che la nostra Miss sia completa a 360 gradi è proprio una formazione, ed è quella che nasce nel reality che faremo dal 7 all'11 di settembre a Sottomarina alla Mosella Suite Hotel, dove con dei professionisti del settore della moda e dello spettacolo andremo a fare dei corsi, delle lezioni, quindi ci saranno dei professori, delle lezioni e anche gli allievi. Gli allievi sono le nostre Miss che abbiamo selezionato nelle tappe durante il tour estivo sulle spiagge. Quindi le faremo un corso di portamento, il corso di make-up, presenza scenica, dizione, tutto ciò che serve per far sì che ogni candidata sia pronta e preparata per magari un casting in un futuro domani, oppure anche per vincere lo stesso concorso. L'interesse, crediamo, di questa puntata è anche dovuto al fatto che oltre ad Elisa ci sono proprio anche 3 Miss che ci racconteranno direttamente il loro punto di vista, cioè come hanno vissuto questa esperienza bellissima, perché è anche, adesso usiamo una parola un po' esagerata, una sorta di scuola di vita che ti insegna anche, magari tante volte si parla per esempio di postura, non ci accorgiamo quante volte la postura sia estremamente, o gobbi, sì, appunto, o messi magari, e dopo alla sera ci ritroviamo, soprattutto a un'età tipo quella di chi vi parla, magari con tanti acciacchi, la schiena, le gambe. No, sì, questo sì è importantissimo, è una scuola di vita, hai detto bene prima, perché le ragazze che partecipano a Miss Venice Beach partecipano per poi costruire quello che è
un futuro, un domani. Nel loro cassetto hanno un sacco di sogni, dei sogni che magari sono proprio un'ambizione ma non hanno neanche mai avuto l'opportunità di vivere. Quindi hanno questo stereotipo, quest'idea di dire da grande voglio fare la modella, voglio fare la presentatrice, voglio fare, che ne so, l'attrice. Però forse non l'hanno neanche mai provato. Quindi in questo percorso, il percorso che noi proponiamo, c'è la possibilità anche di capire cosa davvero vogliono fare, perché comunque con i partner del concorso che regalano le fasce, regalare la fascia non è, ah sì, metto il logo su una fascia, no, regalare una fascia è sostenere in un percorso quella ragazza che ha vinto e portarla a termine, portarla ad raggiungere un obiettivo, un risultato. Quindi durante l'anno, da quando sono state elette fino all'anno successivo, innanzitutto noi le facciamo partecipare a tutte le nostre tappe dell'anno seguente con un compito e poi loro ti racconteranno che cosa hanno fatto in questa edizione, che non è stata facile, ma l'abbiamo portata a casa egregiamente. E in più fanno delle tappe lavorative, delle giornate lavorative che le formano, che le insegnano, ma non solo lavorative, la sfilata, la foto che resta fine a se stessa, cioè le mettiamo in una realtà del mondo del lavoro alle quali magari non hanno mai partecipato, quindi li facciamo fare delle hostess, le mandiamo alle fiere, le inseriamo nel gestire delle attività, insomma imparano un mestiere. Sai, non è paradossale, perché quello che ci hai raccontato è reale. E in un paese come l'Italia, dove c'è sempre questo salto nel buio tante volte dalla fine degli studi, o perlomeno insomma, quando hai terminato per esempio le scuole superiori, puoi avere l'opzione università, ma puoi avere anche direttamente l'opzione lavoro, come ci si trova impreparati, cioè proprio la scuola non forma, per cui meno male che ci sono iniziative come questa che possono comunque aiutare le ragazze innanzitutto a relazionarsi. Adesso relazionarsi è un verbo che abbiamo un po' dimenticato nell'emergenza pandemia. No, ma Roberto, hai detto bene relazionarsi. Ricordo nel passare degli anni tantissime ragazze che sono venute a concorrere non tanto per vincere, ma più che altro per combattere le loro paure, quindi magari paure di esporsi con gli altri, di parlare, la timidezza, magari anche crisi di panico, che sembrerà assurdo, forse ridicolo, però salire su un palco e mettersi in mostra davanti alla gente non è mettersi in mostra, è mettersi a nudo, perché tu anche se sei vestito, cioè a nudo non vuol dire essere spogliati, senza vestiti, ma è proprio aprire la nostra personalità, il nostro modo di essere a chi non conosciamo, a chi non sappiamo e che sta lì a guardarci dall'alto verso il basso e ci giudica. In un mondo che è fatto proprio di giudizi, e questo dettato poi dai social, dove tutti guardano l'uno e quell'altro, il concorso di Miss quest'anno ha un compito, non solo quest'anno ma anche da una decina di anni a questa parte, ha un compito importante, quindi dare sicurezza a queste ragazze. Hai detto niente, mamma mia. No, è un lavoraccio. È un lavoraccio appunto, cioè un lavoraccio perché, per carità, già in esperienze più e meno recenti abbiamo avuto a che fare con ragazze che avevano fatto la modella e avevano testimoniato della durezza anche di un lavoro, perché il lavoro di modella, insomma, noi abbiamo l'ultimo momento, cioè in cui loro appaiono, ma dietro c'è, insomma, ci sono fatiche e sacrifici. Insomma. E adesso voi date anche questa opportunità che, usiamo questo verbo, in qualche modo psicanalizza anche le ragazze, le aiuta, le analizza nel senso buono della parola, come dicevi tu, le aiuta a liberarsi di tutti quei pesi, quelle sovrastrutture che man mano che andiamo avanti con gli anni sono sempre più pesanti, in cui facciamo sempre più fatica a liberarci, e nell'epoca dei social c'è ancora meno comunicazione, basta, fine della predica. Insomma, è vero, è così. No, è pazzesco, perché c'è questa contraddizione di fondo che è spaventosa. Cioè, voglio dire, ve lo dice una persona che ha quasi 60 anni, lo sanno anche queste ragazze che lo sentono, lo vivono nella loro pelle, tutti i giorni, tutte le volte, quindi il nostro è un arduo compito, e devo dire che il risultato più bello è poi vedere in quest'anno come sono cresciute, come sono cambiate, che cosa hanno fatto, e sapere di essere stati parte di questo. Infatti, parte di un progetto, questo è importantissimo, perché c'è anche il discorso, anche del gruppo, del lavoro, dell'equipe, insomma, sempre importantissimo. La domanda che ti volevamo rivolgere, Elisa, è: quanto ti è servita la tua esperienza in questa esperienza? Tantissimo. Mi è servita tantissimo perché ho avuto l'opportunità di stare davanti alle telecamere, partendo da Miss Italia e poi con tutti i lavori che ho fatto, la conduzione di Mela Verde, il meteo, quelli che il calcio con Simona Ventura, insomma di strada e di gavetta ne ho fatta abbastanza, e
in ogni percorso, in ogni tappa ho sempre rubato, passami il termine, Certo. però è un termine positivo in questo caso, ho sempre carpito quello che mi serviva e ho fatto tesoro degli insegnamenti di chi era più avanti di me e chi magari vedevo poteva insegnarmi e dirmi come comportarmi in determinate situazioni. Quindi è stato importantissimo perché, ripeto, prima ero davanti e poi sono riuscita anche a passare dietro alle quinte, perché comunque organizzare un concorso con una ventina, trentina di persone che lavorano per te, dal commerciale, dal marketing, dalle grafiche, da trovare i registi, i cameraman, da realizzare il palco stesso, quindi trovare un service, è tutto un lavoro che inizia presto e finisce non si sa quando e tu devi essere presente. Quindi dalla sveglia al mattino appena suona, Sempre. quando si va a dormire. E anche quando vai a dormire hai il cervello che pensa che cosa devi fare, cosa si può creare di nuovo, anche perché mi piace sempre essere all'avanguardia. Mi piace di essere ispirazione per tanti altri, infatti vedo che tantissimi altri concorsi copiano tutte quelle che sono le nostre idee. Una soddisfazione. E mi fa piacere, insomma, alle volte dici, però poi sai, arrivare prima è sempre un lusso. Mamma mia. Purtroppo dobbiamo concludere questa nostra conversazione con Elisa, però non possiamo rinunciare ad una domanda. Quanto è stato difficile il 2020, anno del Covid-19, per organizzare il tutto? Allora, devo dire che è stato impegnativo, niente è impossibile, questo è il mio slogan, crederci sempre a rendersi mai perché nulla è impossibile, basta volerlo, e quindi lo dico anche alle ragazze che ci seguono da casa. Volere è potere. Io ho voluto fare questa 10ª edizione, sono stata appoggiata dal mio team, che ringrazio perché senza di loro non sarei riuscita a farlo, dalle miss di quest'anno che anche loro mi hanno aiutato, ognuna con un suo compito. Siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato. Ringrazio anche tutti i comuni, la Regione Veneto, i nostri partner che in ogni tappa ci hanno sostenuto e hanno creduto in noi, nonostante la situazione non fosse facile e semplice, con tantissime restrizioni e seguire tutti i DCPM che ogni settimana cambiavano, facciamo, non facciamo. Sì, io ho detto a tutti, ragazzi, dobbiamo crederci, è la 10ª edizione, non può saltare, la dobbiamo portare a termine e devo dire che abbiamo raggiunto davvero degli ottimi risultati, giocando anche soprattutto poi sul web e sui social, quindi essendo nelle piazze italiane, nelle spiagge, le piazze venete più importanti, la piazza di Caro, la piazza di Bibbione, insomma, c'è stata una bella affluenza contingentata per forza, però poi abbiamo avuto un ottimo riscontro anche sul web con le dirette, i social, i post, e, insomma arriviamo fino oltreoceano. Il nostro sito fa nei mesi estivi una media di 40-50 mila contatti unici, quindi sì. Elisa, appuntamento dunque dal 7 all'11 a Sottomarina per chi ha la possibilità fisicamente di esserci, ovviamente rispettando le norme di sicurezza, evitando gli assembramenti, insomma non mancate a Miss Venice Beach. Pronuncia meravigliosa. Grazie Elisa, buon lavoro e adesso lasciamo lo spazio alle ragazze che avete formato. Alle mie pupille, grazie, vi aspetto. Grazie a Elisa Bagordo, patron di questo meraviglioso concorso ma anche conduttrice. Noi ci fermiamo un istante e cominciamo la rassegna di queste ragazze di cui andremo a scoprire l'esperienza. A tra poco. Ed eccoci tornati in studio con la prima delle nostre graditissime ospiti che andiamo subito a salutare. Si tratta di Giulia Gioia, Miss Venice Beach 2019. Buongiorno a te Giulia. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Come vedete Giulia è attrezzata proprio nel suo ruolo, però siamo agli sgoccioli di questa... Sì, ormai siamo alla fine dell'incarico. Quest'anno è stato un anno ricco di emozioni e di esperienze e purtroppo ormai a breve manca sempre meno e dovrò cedere la mia corona. Com'è stato questo momento, questi 12 mesi in cui sei stata regina? Sono stati 12 mesi ricchi di emozioni in realtà, tra tutto quello che è successo e ovviamente poi l'organizzazione anche di queste selezioni, che è stata un'organizzazione bella intensa perché ad esempio io ho creato varie coreografie con il gruppo e sono state ad esempio le coreografie che ho portato sono state belle intense perché le ho dovute preparare in brevissimo tempo, però mi hanno dato un sacco di soddisfazione perché siamo riusciti comunque con il gruppo di ballo
a fare un bellissimo lavoro lo stesso. Bellissimo, per cui la creatività hai potuto anche... Sì, perché io ad esempio io amo la danza e grazie anche a Miss Venice Beach sono riuscita a creare questo connubio tra moda e danza e ho messo anche questa passione che ho. Per cui tu balli anche? Sì. Oh, che bello. Sì, sì, sì. No, pensiamo che anche il ballo è comunque una disciplina Sì. molto ferrea, molto rigorosa, addirittura insomma, quando Ci si fanno vogliono un delle sacco di classiche allenamenti, sbarre certo. anche muscolarmente, Sì. dal punto di vista alimentare devi stare attentissima, vero? Sì, ma io provengo da una carriera da ginnasta, ho fatto ginnastica ritmica, quindi con la ginnastica ritmica insieme facevo sempre danza classica, danza moderna e Ho capito, potuto per cui insomma la tua ricimentarmi, formazione, cioè il fatto che tu sia diventata Miss è uno step, come si dice al giorno d'oggi, magari verso... Beh, quando ho fatto la selezione l'anno scorso a Miss Venice Beach, durante la selezione, oltre allo sfilare, ho portato un pezzo di danza che facevo in un musical. Per cui Giulia Gioia come si vede da grande? Che cosa vuole fare da grande? Allora, io spero di poter proseguire la mia carriera nel mondo della moda come fotomodella, ad esempio, però nel cimentarmi magari, a me piacerebbe diventare fotomodella, mettere insieme la danza, un po' di cose all'interno, poi vedremo. Sono positiva, speriamo bene. Sì, ma secondo il modestissimo parere nostro, viviamo anche in una società che è aperta a questa versatilità, cioè, vabbè, adesso non citiamo il termine showgirl, ma insomma una persona, una ragazza che sappia ballare, che sappia anche creare coreografie, oltre che sfilare, insomma, Certo. diciamo ti puoi far valere su più fronti. La famiglia come l'ha presa? Molto bene, sono stati molto contenti, hanno appoggiato ovviamente loro, c'erano ad ogni mia tappa, mi hanno sempre seguita e ovviamente sono stati molto felici anche loro. Figlia unica o con fratelli? No, un fratello più piccolo che oggi compie gli anni. Ho capito, per cui facciamo anche gli auguri a tuo fratello. Dicevamo appunto prima con Elisa, è proprio formativa questa esperienza, tu stessa ce lo hai confermato, hai fatto da coreografa, insomma ti ha aiutato anche a crescere. Sì, sì, mi ha aiutato molto a crescere, comunque oltre al mondo della moda, anche nel rapporto con le ragazze, ad esempio ho legato molto con le ragazze fasciate dell'anno scorso, ad ogni evento eravamo sempre insieme, ci siamo aiutate, è un'esperienza che ti forma sia anche a livello umano. No, bellissimo perché tante volte ti vogliono trasmettere l'immagine di questa competizione, vero? Invece, ad esempio, quello che è successo a me, non c'è stata nessuna competizione, anzi si è creata una bella amicizia, ci siamo supportate, quando c'era un problema ci aiutavamo, quindi è stato veramente... Bellissimo, caspita. No, bellissimo perché sai, tante volte l'idea appunto che ne risulta è quello di tirar fuori le unghie per affermarsi, insomma tu non è che abbia dovuto calpestare i piedi o farti largo a gomitate. Ma secondo me bisogna essere, cioè non bisogna calpestare nessuno, bisogna comunque avere sì la grinta per cercare di poter spaccare in questo mondo, però senza calpestare nessuno e senza... Questa vita ti ha condizionato la vita che avresti voluto fare, nel senso non puoi frequentare amicizie perché devi fare questo, fare quello, o diciamo c'è un tempo per tutto? Allora, io fin da piccola, anche grazie alla ginnastica, ero molto inquadrata, quindi ad esempio piccola andavo a scuola e ginnastica, quindi ad esempio anche feste, compleanni, ho rinunciato io, sì, però ho rinunciato perché volevo raggiungere un obiettivo, quindi non mi è mai pesato. Anche adesso se devo fare delle rinunce le faccio, però non mi pesano perché ho degli obiettivi, quindi la mia vita l'ho sviluppata un po' così. Potremmo allora salutarti dicendo: Giulia Gioia, grazie di essere stata con noi, Grazie. Miss Determinazione 2019, non Miss Venice Beach, che forse è la stessa cosa. Grazie Giulia, in bocca al lupo per tutto, Grazie. anche se non si dice più, viva il lupo, dicono che si dice, Sì. e buon lavoro per il tuo futuro. Grazie mille. Grazie a Giulia a voi. Gioia, noi ci fermiamo per qualche istante, vi chiediamo di rimanere con noi perché ci sono altre due graziosissime ospiti da presentarvi. A tra poco. E siamo al terzo momento di questa nostra mattinata intensissima. Ci affidiamo in questa occasione al meraviglioso sorriso di Alessia Peron, che è salita sul palco di Miss Leonardo Gioielli. Buongiorno a te, Alessia. Buongiorno a tutti.
Allora, ricordiamo che Giulia Gioia è di Favaro Veneto, che ti ha preceduto, per cui terraferma veneziana, siamo nel comune di Venezia. Invece Alessia è Di Thiene, in provincia di Vicenza. in provincia di Vicenza, sappiamo, una cittadina importante. Alessia, la domanda di rito, cos'è stata per te questa esperienza quest'anno che hai trascorso con questa fascia, che ha il suo peso? Che cosa ha voluto dire per te? È stato un anno intenso, certamente impegnativo, un po' per quello che è successo anche a livello italiano, a livello nel mondo, ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla 10ª edizione del concorso e abbiamo tutte collaborato perché venisse realizzata. Siamo state fasciate nel 2019, adesso tra un po' cederemo la fascia. Un anno impegnativo perché è stato intenso di lavori con i nostri partner del concorso e quindi abbiamo potuto anche girare un po' l'Italia e vedere com'è veramente il lavoro di un hostess, di una modella. Senti, alla prima edizione di questo Miss Venice Beach, tu quanti anni avevi? So che non è carino dirlo. Prima edizione, è piccolina, 5. 5 anni, vabbè, insomma, diciamo qualche anno fa è stato. Parlando prima di andare in onda, abbiamo scoperto che anche Alessia è una sportiva. Tu sei una sportiva di uno sport bello impegnativo, no? Sì, ho fatto 13 anni di pattinaggio artistico a rotelle, a livello agonistico. Hai cominciato a Sì. 2 anni, hai cominciato, no? Piccola piccola. Mamma mia, c'è pattinatrice. Ecco, anche in questo caso ti è servita tanto la formazione sportiva anche proprio a livello mentale. Beh, certo, il pattinaggio, come altri sport, soprattutto a livello individuale, ti insegna ad avere degli obiettivi, a raggiungerli e ci vuole determinazione a portare avanti uno sport. E soprattutto quando inizia a unirsi ad altre discipline, ovviamente alla scuola e altri impegni. Sì, senti, tu sei passata appunto da una disciplina, come hai detto tu, individuale, a questo lavoro anche di gruppo, perché come ci diceva Elisa, è importantissimo, e come ci ha confermato anche Giulia, che siate andate d'accordo tra di voi. Sì, ovviamente anche i lavori con i partner erano sempre in gruppo, quindi ci si trova ad affrontarsi comunque con altre ragazze e a collaborare con altre ragazze, quindi sia nel lavoro sia poi nel rapporto di amicizia che si crea anche nell'organizzazione delle tappe. Da quello che siamo riusciti a capire, è un'attività che vi ha impegnato molto, per cui, cioè, alla vostra giovanissima età, tanti giorni siete state fisicamente lontane da casa. E la famiglia cosa diceva? No, non andartene, no. La famiglia appoggia quando c'è determinazione, quando c'è comunque un progetto in cui si crede. È importante infatti crederci nei progetti che si portano avanti, quindi anche quelle serate, quelle giornate intense di shooting piuttosto che di video, a organizzare anche le tappe, quindi nuove ragazze che si mettono sul palco, erano impegnativi, ma poi si tornava sempre a casa, magari anche più soddisfatti. Cosa vuole fare da grande? Domanda di rito anche a te, Alessia Peron. E da grande spero di entrare dal punto di vista manageriale all'interno di un'azienda di comunicazione e un'azienda anche dello spettacolo e perché no anche dal punto di vista televisivo e quindi dietro lo schermo ma perché no anche davanti. Senti, non abbiamo fatto questa domanda a Giulia, ma come conciliate anche per esempio lo studio con questa attività? Io personalmente faccio l'università e quindi certo bisogna concentrarsi, bisogna ridurre i tempi al massimo e bisogna utilizzare la giornata a pieno e quindi sapere bene gli appuntamenti e cosa si vuole fare e cosa bisogna portare a termine in quella giornata. Questo famigerato 2020 come l'hai vissuto? Beh, un anno difficile di sicuro, un po' come tutti, però si va avanti e si recupera il tempo passato a casa quando si può materialmente uscire, certo mantenendo le sicurezze, però si cerca di fare il più possibile adesso che si può entrare in azione di nuovo. Messaggio conclusivo, qual è un consiglio così che ti viene di primo acchito da dare a chi ci sta ascoltando da casa, una ragazza che voglia fare quello che hai fatto tu? È di mettersi in gioco e quindi non fermarsi a guardare le altre ragazze partecipare, ma entrare, iscriversi, interessarsi di quella che è la propria passione e non si sa mai appunto da dove può nascere una passione e quindi invito tutti a provare e a iscriversi sul sito www.missvenicebeach.it. Grazie Alessia, sei stata meravigliosa, come tempi impeccabili, veramente queste ragazze, si parla appunto di televisione, i tempi già televisivi li hanno. Grazie ad Alessia Peron, finalista di Miss Leonardo Gioielli e buon lavoro e buon futuro.
Grazie. Grazie ad Alessia Peron, ci fermiamo qualche istante per l'ultimo atto di questa, crediamo, indimenticabile mattinata. A fra pochissimo. Potremmo esordire con una baggianata dicendo finale esotico, ma parliamo con una ragazza che è praticamente veneta, anche perché vive qui da sempre. Abbiamo il piacere e l'onore di concludere alla grande questa mattinata con la nostra ultima ospite. Si tratta di Selma Aingud. Buongiorno a te Selma, grazie. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Lo sai Selma che tu sei la seconda ospite minorenne di questa trasmissione nella sua storia, che insomma non è che si è cominciata l'altro ieri. Fantastico. Ci fa molto piacere, i tuoi genitori a casa diranno che si comporti bene appunto perché è minorenne. No, Selma, tu sei stata finalista di Miss Giafra Cosmetics, Sì. hai anche la fascia. Per te questo anno, che poi insomma è anche sconfinato in questa maledetta emergenza pandemica, come è stato? Come l'hai vissuto? Anche se c'è stato questo problema del virus, è stato fantastico l'anno. L'ho passato davvero bene e andare da ogni tappa di Miss Venice è stato bellissimo e fare nuove conoscenze, nuove esperienze. Dicevamo, Selma è una veneta a tutti gli effetti perché abiti a Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia, ha genitori marocchini, ma è praticamente italiana. Ovviamente chi viene dal Marocco ha anche questa meravigliosa fortuna di saper masticare almeno 2 o 3 lingue che al giorno d'oggi sono utilissime. Selma, tu sei nata d'accordo con le tue colleghe, perché insomma Sì. nessuno che mi parli male delle altre, come mai? Beh, perché ci siamo Non ce la trovate molto bene. Ma com'è nata l'esperienza tua? Cioè, come è capitato che tu entrassi, stavo dicendo in questo giro, suona un po' male, come entrassi in questa esperienza? Da quando ero piccola ho sempre sognato di fare la modella e l'anno scorso ho avuto questa possibilità di fare il concorso e con la Federica, una delle organizzatrici che aiuta Elisa Bagordo, mi ha contattata su Instagram e mi ha detto guarda se vuoi vieni a fare questo concorso che è molto bello e se passi anche, cioè, appunto, non mi viene la parola. Selma, concedici questa licenza. Tu hai genitori marocchini, Sì. tante volte la cronaca ci riporta brutti episodi con genitori magari che schiavizzano le figlie. Tu crediamo che non sia stata sottoposta a questo stato di cose, cioè la tua famiglia ha accolto questa tua esperienza e crediamo in maniera positiva. Sì, molto positiva perché comunque anche mio padre faceva il modello quando aveva la mia età e faceva anche molti altri lavori. Per Tipo- cui avrai un papà bellissimo, di solito la femmina assomiglia al papà, vabbè, questo sorriso dice già tutto. Per cui, insomma, un'esperienza formativa, perché la cosa proprio che ci ha colpito, fin da quando ce l'ha raccontata questa mattina Elisa, parliamo di scuola di vita che magari ha integrato anche quello che la scuola, istituzionalmente parlando, tradizionale, ti ha trasmesso. Sì, sono cresciuta in questi mesi, sono più sicura di me e faccio anche amicizia molto facilmente perché mi sento sicura grazie a questi concorsi, a queste sfilate. Sì, Elisa diceva una cosa molto importante, crediamo, come anche le ragazze che ti hanno preceduto, cioè trovarsi di fronte ad una platea, al giudizio. Cioè, non è sempre facile, cioè caspita, tu dalla mattina alla sera sei stata studentessa in mezzo agli altri ragazzi, ti ritrovi proiettata alla ribalta, le luci, i riflettori, queste persone che ti guardano e non perdono magari neanche un tuo minimo movimento, insomma non deve essere facile. Non è facile, però è allo stesso tempo una sensazione molto bella. Senti quelle farfalle nello stomaco Ecco. che ti fa, cioè, non so, ti rendono felice. Ti rendono felice, sì, sì. Ti rendono sereno e quando ovviamente tu sei serena trasmetti serenità anche a chi ti sta attorno. Esatto. Vabbè, insomma, abbiamo scoperto l'America, ma insomma, è una sensazione però che è bella, no, quando la si vive. E per cui non ci sono mai stati momenti di attrito con le tue colleghe, magari sai, alle volte qualche discussione, ci possono essere divergenze, punti di vista. No, vi siete sempre trovate, cioè siete veramente una squadra modello, esemplare. Cioè, voglio dire, è giusto anche quando comincerà la rassegna il 7 di settembre che voi trasmettiate anche questa vostra esperienza Sì, a chi ovvio. verrà dopo. E Selma Aingud che cosa vuole fare da grande? Ovviamente continuare nel mondo della moda e sfilare per alte marche di abbigliamento
e diventare un architetto. Un architetto. Caspita, per cui insomma parli di un percorso di studi anche abbastanza impegnativo. Adesso, vabbè, sei alle superiori, no? Quindi insomma manca ancora qualche annetto prima. Fare l'architetto, per cui dovresti finire a Venezia, nel senso orientativamente parlando. Sì, o Venezia o anche a Ferrara. Per cui diciamo è anche un modo per diciamo, fare mente locale sulla propria vita, cioè pensiamo, vabbè, l'architettura ha molta matematica, per cui insomma ti indirizza anche in un certo senso Sì. e quindi anche mentalmente. Tu sei stata come le colleghe che ti hanno preceduto sportiva, hai praticato qualche attività? Sinceramente non molto, beh, ma però anche durante quello, questa quarantena mi sono messa in gioco e mi sono allenata molto a casa. Che brava! Per cui hai fatto attività fisica? Esattamente. Sì, perché era terribile, insomma. Stare sempre là sul divano È vero, era un po' bruttino. non era proprio il massimo. Noi ringraziamo tantissimo il sorriso di Selma, partiamo dal sorriso, e la ringraziamo di essere stata con noi. Ovviamente buon lavoro anche a te e buon studio. Grazie. Grazie a Selma Aingood, Miss Jafra Cosmetics, è stata finalista. Grazie a tutte le ragazze che hanno partecipato a questa trasmissione, a Elisa Bagordo, a Giulia Gioia e a Alessia Peron. Grazie a voi per averci seguito. 7 in punto si chiude qui e vi rimanda ai prossimi appuntamenti. Buona giornata.